fa caldo, è finita e basta, mi interessa curarmi, cosa essenziale, e poi un po' alla volta riprendere in mano tutto quanto e stare con mia moglie, Qual è con la, la famiglia. la prima emozione? Caldo, no, essere fuori da qua e tornare a casa, da quello che avevo lasciato. Se l'aspettava questo epilogo? Sì e anche no, è stata una bella battaglia, ci è voluta la salute per ottenerla, la vittoria, però alla fine sono fuori. Ecco, questi 30 kg mancanti. Se non puoi mangiare per problemi di salute, 30 kg li perdi. Non sono pochi 30 kg. In tutto questo tempo ci sono state tante persone che hanno creduto in lei, sua moglie in primis. Sì, lei devo ringraziarla perché lei è la mia forza. E poi ho visto che i veri amici sono rimasti. Ho fatto un po' di pulizia, farò un po' di pulizia attorno a me, questo è servito anche a questo, è servito a fare un po' di pulizia attorno. Adesso una volta tornato a casa, quali saranno le prime cose che farà, le prime cose a cui penserà? Beh, intanto rivedere tutta la famiglia, vedere mio papà che sta male e poi curarmi e poi ricominciare a lavorare. Dai, adesso si guarda un po' al futuro, obiettivi. Obiettivi, riprendere in mano tutti i progetti che c'erano prima di entrare, che non sono pochi. E devo finire anche a studiare alcune cose per un progetto. Ce ne dica qualcuno. C'è il discorso dei cani in ballo, devo finire a fare gli esami come educatore cinofilo, c'è l'attività che ho lasciato, la palestra, però in primis si viene la famiglia in tutto e poi tutto il resto. Quando c'è stata la concessione di grazia, qual è stata l'emozione, la prima cosa a cui ha pensato, insomma, l'incredulità forse? Io sono salito dal canile alle 7:20 e non lo sapevo. Lo sapevano tutti fuori che io. Lo sapevano. Sono arrivato su, me l'hanno detto e poi ho visto il telegiornale. Ci speravo. Era l'ultima spiaggia collegata alla salute. Per cui adesso è finita. Non ci ha creduto subito. No, no, ci ho messo un po' a crederci. Ho dovuto rivederla più di una volta. Ho dovuto rivederla. Ho dovuto. Io chiederei qualcosa anche a sua moglie, perché in tutti questi anni è stata sempre presente anche con noi. Finalmente, finalmente abbiamo finito una lotta che è stata lunga, faticosa, ma in due si supera tutto.